Ciao ragazzi, guardate che spettacolo, guardate che belle ciliegie, sono pronte per essere raccolte qui nella terra delle mele, perché mi trovo a Belfiore nell'azienda di Francesca Aldegheri, che è una giovane imprenditrice che ha deciso di credere nelle ciliegie nelle quali ci ha investito e che per lei rappresentano anche un qualcosa che va oltre l'aspetto meramente produttivo, perché qui c'è anche una parte importante della storia della sua famiglia ed è un po' la storia che vi racconto oggi. A te piacciono le ciliegie, Francesca? Sì, in realtà mi piace sia mangiarle che coltivarle. E da quanto tempo le hai nella tua azienda? Bah, allora, le prime le aveva piantate ancora mio papà più o meno una ventina d'anni fa. E invece queste che abbiamo alle nostre spalle sono state le prime che ho piantato io, una decina d'anni fa più o meno. Credi ancora nelle ciliegie? Sì, ci credo, è una cultura che a me piace. È una cultura che come mercato dà anche una certa soddisfazione anche all'agricoltore, non con i prezzi che si vedono nel supermercato, però insomma è una cultura che ha ancora un po' di margine di guadagno ed è una cultura che a me piace perché poi mi dà la possibilità anche a livello aziendale di allungare il tempo di raccolta e quindi di permettere anche ai miei dipendenti di lavorare per diversi mesi consecutivi. Senti Francesca, un luogo abbastanza comune vuole che le ciliegie siano soprattutto preferibilmente di collina. Non è così? In realtà negli ultimi anni c'è stata un po' un'inversione di tendenza, nel senso che effettivamente una volta era una cultura che si prediligeva, diciamo, in fare in collina, più che altro per questioni di umidità e quant'altro. In collina però abbiamo visto che è stata un po' ridimensionata come cultura a favore del vigneto e quindi abbiamo trovato spazio e anche con delle nuove cultivar anche in pianura, insomma, ecco, per cui colture comunque diverse, non alberi molto grandi e maestosi come quelli a cui eravamo abituati tanti anni fa, ma una cultura più a misura d'uomo quasi, ecco. Francesca ha destinato circa 1 ettaro alle ciliegie di 7 varietà diverse. Questo perché? Perché la diversità di varietà permette anche di scalare i tempi di raccolta per essere presenti in maniera sempre puntuale sul mercato. Diciamo c'è un po' di strategia agricola, come fanno del resto tante altre aziende. Ma quello su cui mi piace più soffermarmi è il fatto che lei tutto questo lo fa da sola. Lei gestisce questa azienda da capo a piedi, non soltanto per le mele, perché lei fa anche altre culture, prendendo le decisioni lei, perché l'azienda di fatto è sua. Ed è questa l'eredità familiare che ha sentito di poter raccogliere, perché lei inizialmente voleva fare tutt'altro. E fai tutto da sola. Sì, cioè ho i miei collaboratori ovviamente, però a livello familiare sì, sono da sola. L'azienda era un'azienda di famiglia, l'ha iniziata ancora il nonno, poi ovviamente è passata a mio papà, però 12 anni fa mio papà è venuto a mancare e io non me ne sono sentita di lasciar perdere tutto questo, tutta questa storia, tutte le tradizioni della mia famiglia e quindi ho cambiato un po' vita e mi sono dedicata all'azienda. Perché tu volevi fare un'altra vita. Io diciamo ero improntata su un'altra cosa, ho fatto giurisprudenza, ho studiato giurisprudenza e probabilmente se non fosse successo questo non lo so, però la vita a volte cambia e scombussola un po' i piani. Devo dire che da un certo punto di vista sono stata fortunata perché comunque è un lavoro che mi piace e che una volta che ho iniziato a provare a fare, perché ho iniziato a provarlo, mi ha dato soddisfazione perché mi sono sentita a casa. Cosa vuol dire per te entrare in un ciliegetto, nel tuo ciliegetto? Cosa ci rivedi? Io ci vedo tutta la passione che ci abbiamo messo in questi anni. Le ciliegie, come un po' in generale tutta la frutta, è una cultura che si parte dall'inverno con la potatura e poi si vedono le prime foglie, le gemme, le prime foglie, lo spuntare dei fiori e poi si trasformano in frutti. È un processo molto lungo
occupa praticamente tutta un'annata, e quando si arriva poi a mettere in mano il prodotto, sentire che è bello, che è buono e che fa bene anche alle altre persone, che piace alle altre persone, per me è una grandissima soddisfazione. E ora veniamo a un tasto meno piacevole, ovvero il prezzo delle ciliegie, specie delle primizie. Per le ciliegie, per la verità, ma anche per le altre primizie di stagione. Quanto costano? 10-20 euro al chilo. Sì, è vero, a volte ci sono degli eccessi, però ricordiamoci sempre che di quel prezzo lì che siamo abituati a pagare al supermercato del fruttivendolo, all'agricoltore va una parte che è molto più bassa rispetto al prezzo che noi paghiamo. E in quel prezzo lì ci sono non soltanto i costi di produzione del contadino che ci lavora a un anno prima di arrivare a questo risultato, poi ci sono tutti i costi intermediari della commercializzazione, e questo è un concetto che va sempre tenuto bene a mente. Purtroppo diciamo che dal prezzo pagato in campagna all'agricoltore al prezzo che i consumatori trovano poi sullo scaffale del supermercato c'è un mondo in mezzo. Si parla di almeno un aumento di 3-4 volte il prezzo pagato all'agricoltore, per cui questo diciamo nelle zone di produzione. Se poi si passa magari alle grandi metropoli, per esempio mi viene in mente Milano, il prezzo lievita ancora di più. Purtroppo è una cosa che non esiste solo sulla ciliegia, fa più magari notizia sulla ciliegia perché il prezzo poi nello scaffale è molto più alto, però in realtà si vede un po' su tutta la frutta, ecco. Questo purtroppo è un grande limite che abbiamo, nel senso che a volte ci rendiamo conto che il consumatore fa fatica magari a poter comprare la nostra frutta, quando invece magari accorciando la catena ci sarebbe uno sbalzo di prezzo molto inferiore.